So che ieri sera appunto Luigi Di Maio è andato a ricordare che andremo a sia censire ma tutti i fannulloni che nella pubblica amministrazione, anche in Rai, che purtroppo c'è tanta gente che è lì da tanti anni, che si vede che mangia nel grande ovile della Rai e produce magari un po' poco, e sono queste inefficienze dove dobbiamo iniziare a colpire forte. Quindi insomma vedremo cosa succederà, ma sono sicuro che saranno tempi di grandi cambiamenti anche in Rai. E poi c'è la cosa dei raccomandati della pubblica amministrazione, no? Per la meritocrazia questo è l'obiettivo. Ma quella meritocrazia è un tema, cioè, adesso arrivando alla follia più totale, ce l'abbiamo negli occhi tutti. Io penso a quello da Sanremo che in mutande andava a timbrare col mazzetto dei timbrini e timbrava per tutti gli amici e poi tornava indietro. Cioè, queste sono scene che ci fanno quasi sorridere, ma sono di una tristezza unica, perché quelli li stiamo pagando noi con le nostre tasse. E rimettere la meritocrazia al centro vuol dire non tanto punire questi, ma premiare tutte le migliaia e milioni, perché sono moltissimi, di persone brave, intelligenti, volenterose, che sono dentro la pubblica amministrazione, che tutti i giorni fanno funzionare gli ospedali, fanno funzionare i nostri comuni, fanno funzionare quello che è uno dei cuori pulsanti del nostro paese, che è appunto la nostra pubblica amministrazione, e si trovano a essere magari scavalcati da il raccomandato di turno, l'amico del politico, il concorso truccato. Allora noi vogliamo valorizzare chi veramente sta facendo la sua parte e fa la sua parte da tantissimi anni, e viene schiacciato purtroppo da questi meccanismi perversi che sono stati figli di una vecchia politica che ha cercato di mettere magari, come si diceva un po', mi permetta, un po' il figlio Mona, quello che non si può dove metterlo, dai assumere, allora soprattutto in certe parti d'Italia magari questo. Cerchiamo di dare una bella pulita a questo per far viaggiare forte e dare finalmente la giusta ricompensa a chi invece lavora veramente bene, e c'è tanta gente che lavora bene nella nostra pubblica amministrazione.